Il NUE 112, il numero unico di emergenza, è stato protagonista di un Open Day, un'iniziativa promossa a livello europeo che permette ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento del sistema delle centrali uniche. È stata l'occasione per l'assessore Riccardi di comunicare che la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile dal 31 dicembre scorso è Public Safety Answering Point di secondo livello, la prima in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento per la gestione degli incendi boschivi in aree non antropizzate del Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento nella rete d'emergenza per quanto riguarda l'incendio boschivo nelle diverse competenze tra la protezione civile e i vigili del fuoco, dove noi dobbiamo continuare a intensificare il nostro rapporto di collaborazione. Io colgo l'occasione per ringraziare i vigili del fuoco per il loro lavoro che si unisce, si affianca a questo sistema di riconoscimento che ricordo essere in 6 punti della regione, ma è l'unico di protezione civile esistente in questo paese. Oltre alle novità tecnologiche e agli strumenti sempre più efficaci per gestire le emergenze, Riccardi ha voluto dedicare un pensiero a coloro che stanno dietro a queste macchine, ovvero gli operatori. È un mestiere difficile, è un mestiere che impone lavoro, studio, dedizione, passione, competenze e che va riconosciuto. Io li voglio ringraziare e soprattutto li voglio ringraziare anche perché devono subire strumentalizzazioni da alcuni personaggi che nel dibattito politico addirittura semplificano il lavoro faticoso di persone che hanno deciso di dedicare le loro competenze alla sicurezza dei cittadini, che è una responsabilità e un peso molto importante.